chiaro? Però in questo modo guadagniamo tempo, perché sennò va a finire che quando io dico battesimale, e così possiamo avere l'occasione di parlare un pochino meglio di quella che è la liturgia in Pugliosi. Prima di tutto perché hanno avuto il cristianesimo direttamente dall'Apostolo Taddeo, quindi se non ce l'ha raccontata giusta, l'Apostolo che ha vissuto con Cristo giorno per giorno nel 301, nel libro che questa sia data, 301-310 siamo là, vedete in quella cappella a destra, in fondo, il battesimo della replica Eterzo per mano di San Gregorio l'Illuminatore, che se vi vogliate per favore passate dietro e guardate che ci tengono molto ancora oggi. Quindi tutto questo rapporto con la religione cristiana era andato, diciamo, cioè una incomprensione. In quel momento, siccome c'era stato un concilio calcedonia, gli armeni hanno avuto come potrei dire, un rapporto su questo, le parole che mi venivano in mente, giuste, sbagliate, poco precise, non importa, il dato glielo mando. E gli armeni, leggendo questo testo, hanno pensato che questo concilio era andato in direzione eretica, perché? E quindi si sono separati. L'orchismo è nato 1500 anni, la stragrande maggioranza degli armeni hanno comprato indipendente, con un nuovo capo, e sono una piccolissima roba come loro capo. Quindi gli armeni hanno creato per proposito Geride e il fatto che nei secoli queste due parti sono spesso andate nella minoranza cattolica romana. Quindi cominciamo già dal sacro ed è praticamente una, chiamiamola una forma di umiltà. È come se questo celebrante stesse dicendo: io peccatore non sono degno di toccare con le mie mani nel calice, nel Vangelo e tutti questi altri oggetti che ci sono sull'altare. Dei suoni diversi e che ne hanno troppi. Hanno non solo i suoni a cui siamo abituati noi italiani, hanno anche suoni di altre lingue. L'isola era praticamente così, quindi vedete la larghezza della chiesa e questa lingua di terra, come avevo detto prima. Un secolo dopo l'hanno allargata una vergine. Che per noi che siamo abituati a vedere i rolli delle stampanti